A tutti, buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di martedì 1 novembre, una giornata interamente dedicata ai gentleman. Prima corsa in 8 al via sul miglio, Zaro P, Bluff dei Greppi, Venusia Getta, Emily Pan, Zumba Piz, Aaron Del Ronco in prima fila, Zignal, Twitter di Casei in seconda. Favori per Zumba Piz numero 5, Gianni Pizzolato, macchina che lancia i concorrenti, partiti sono veloci Bluff dei Greppi, Venusia Gette, all'esterno Zumba Piz che però deve scurvare in terza ruota per proiettarsi su Bluff dei Greppi che ha preso il comando nei confronti di Zaro P. 200 iniziali che se ne vanno in 14,4 in vantaggio Bluff dei Greppi, all'esterno rimane Zumba Piz. Numero 4 Emily Pan, intanto la squalifica per Emily Pan. Se ne vanno i primi 400 metri di gara completati in 29,7 e ora sulla curva in seconda posizione rimane Zaro P davanti a Zignal. Percorsi esterne, impegnato fin dalle prime battute, Zumba Piz che si è adeguata al largo. Tanto i 600 in decelerazione vanno in 47,8 e ora al passaggio davanti alle tribune ulteriore rallentamento. C'è il tentativo in terza ruota ora di Twitter di Casei con Aaron Del Ronco in schiena. Twitter di Casei sposta in terza corsia a metà della curva e all'altezza del chilometro cerca di avvicinare la testa. Bluff dei Greppi sempre in vantaggio mentre Zumba Piz prova ad arginare il tentativo di Twitter di Casei. Alla corda rimane in quota Zaro P, poi Zignal. Intanto poco più di 400 alla conclusione, il ritmo che si è sveltito. Ora un parziale in 14,5. Siamo sulla curva conclusiva a metà della quale rimane in vantaggio Bluff dei Greppi nei confronti di Twitter di Casei mentre ha ceduto Zumba Piz lungo la corda e Zaro P. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Bluff dei Greppi si presenta nettamente in vantaggio e accelera sensibilmente nel finale. La lotta è solo per il secondo posto perché Bluff dei Greppi nel finale allunga e chiude, vince netto Bluff dei Greppi, secondo posto per Zignal, al terzo emerge Zaro P. 1,15,3 il ragguaglio ufficiale con 32 ancora a chiudere, ma corsa decisamente in ghiaccio già dopo 400 metri. Ha vinto davvero molto facile Bluff dei Greppi in sediolo Nicola Del Rosso per conto di Roberto Biagini e del signor ovviamente Nicola Del Rosso che è anche proprietario di Bluff dei Greppi.